Cominciamo ora a leggere la storia di Penna Bianca. Puoi leggere il tuo libro insieme a me. Tieni presente che quando sul disco suonerà un campanello dovrai girar pagina. Ed ora cominciamo. C'era una volta un piccolo indiano che si chiamava Penna Bianca. Uno dei suoi più grandi divertimenti era navigare sul fiume del Grande Canyon e scivolare con la sua canoa lungo le ripide cascate tutte gorchie e trabocchetti. Però la sua vera passione era la caccia. Egli voleva infatti diventare un grande cacciatore, inseguire l'alce, catturare l'orso miscemoca e il coniglio guabasso ed imparare tutti i trucchi dei veri cacciatori coraggiosi. Così un bel giorno prese la grande decisione di andare da solo a cacciare. Il bosco era pieno di animali, c'erano scoiattoli, uccelli e castori, conigli, porcospini e donnole. Felice di avere trovato un posto così ricco di selvaggina, Penna Bianca puntò subito l'arco verso un piccolo coniglio. Ma quando rialzò gli occhi per prendere la mira, non vide più nessuno. Tutti gli animali si erano nascosti. Poi a poco le teste fecero capolino dai buchi delle tane e si udì una grossa risata. Tutti gli animali si prendevano gioco di lui. Penna Bianca, arrabbiatissimo, stava per allontanarsi quando notò delle orme sconosciute sul terreno. Si inginocchiò per studiarle meglio, mentre il suo cuore batteva all'impazzata come un tam tam. Forse ho trovato le orme di una nuova specie di animale, pensò. Procedendo bocconi, seguì attentamente le orme, quando udì uno strano ronzio ed un insolito sbattere di ali sopra di sé. Alzò di colpo la testa e si trovò faccia a faccia con un grillo gigante che lo fissava incuriosito. Penna Bianca ebbe paura, lanciò un grido e scappò via. Nello stesso istante tutti gli animali che avevano seguito la scena uscirono dalle loro tane. Penna Bianca ha paura di un grillo, dicevano in coro. Confuso ed intimidito, Penna Bianca si fermò. Gli animali si divertivano un mondo. Ha paura di un grillo, urlava il coniglio contorcendosi per le grandi risate. Mamma mia, ha paura di un piccolo grillo, ripeté il coniglietto sghignazzando. Penna Bianca arrossì violentemente. Quel piccolo coniglio non doveva prenderlo in giro. Afferrò l'arco e le frecce ed inseguì il coniglio che stava scappando lontano. Quando riuscì a raggiungerlo, lo costrinse a mettersi con le spalle contro la roccia e gli puntò contro l'arco. Il povero coniglietto lo fissava impaurito e tremante, implorando pietà. All'improvviso 2 lacrime apparvero nei suoi occhi. Penna Bianca le vide e, commosso, lasciò cadere a terra l'arco. Felice il coniglietto corse via. Penna Bianca allora, per dimostrare a tutti che d'ora in poi sarebbe stato solo un amico, raccolse l'arco e lo spezzò in 2. Subito tutti gli animali lo circondarono per festeggiare la saggia decisione. La passione della caccia restava comunque in lui, ma essendo rimasto senza armi, si limitava a scovare le tracce degli animali e a seguirne il percorso. Un giorno, mentre seguiva delle impronte che si dirigevano verso un grande masso in fondo alla radura, scoprì il nascondiglio di un piccolo orsacchiotto. Il cucciolo, vedendo quello strano essere sconosciuto, lanciò un grido di terrore e scappò via velocissimo. Penna Bianca lo rincorse. Fermati a giocare con me, urlava. Ma l'orsacchiotto, spaventato, non lo sentiva. Pensava solo a correre più svelto che poteva verso la tana. Penna Bianca lo seguì nella caverna buia e vi inciampò in qualche cosa di morbido. Ti ho preso, disse, e ridendo buttò le braccia intorno alla morbida pelliccia. Un improvviso ruggito riempì la caverna. Era la mamma, non il cucciolo, quel qualche cosa di morbido che ho abbracciato poco fa, pensò con terrore Penna Bianca e fuggì correndo fuori dalla caverna con l'orsa alle calcagna. I primi ad accorgersi del pericolo in cui si trovava Penna Bianca furono i castori, che subito cominciarono a battere su un tronco con le loro code un insistente tom tom, dando l'allarme a tutta l'isola. Il richiamo echeggiò nell'aria e tutti gli animali si misero al lavoro.
Le donnole costruirono una rete di liane, ma quando l'orsa con tutto il suo peso vi cadde dentro, si ruppe e l'animale riprese l'inseguimento. Penna Bianca, però, approfittando del breve istante di respiro, raggiunse la riva del fiume e saltò su un tronco galleggiante col quale, grazie all'aiuto dei castori, riuscì ad attraversare il fiume. Appena toccata l'altra sponda, si arrampicò sull'albero più vicino, pensando di trovare un rifugio sicuro. Ma era appena arrivato in cima quando udì il terrificante urlo dell'orsa che gli era quasi alle spalle. Penna Bianca sentiva che ormai le forze stavano per abbandonarlo. Non sarebbe più riuscita l'orsa. Proprio in quel momento, però, apparve un cerbiatto che trainava sull'erba una slitta costruita dagli abili scoiattoli. Penna Bianca si lanciò dall'albero e «Vai!» urlò, mentre il cervo partiva di corsa. Finalmente era in salvo. L'orsa non era riuscita a raggiungerlo. Ben presto arrivò in riva al fiume, dove lo attendevano esultanti tutti gli animali del bosco. «Grazie, amici! Arrivederci a presto!» E felice saltò sulla canoa per fare ritorno a casa. Se tu farai del bene, tu constaterai che felice sarai per quel sorriso che hai dato un cuore vicino a te. Quando tu fai del bene, non guardare mai se sei amico o no chi lo riceverà, ma l'importante sarà la bontà. Fa come quel bambino indiano che andando a caccia un dì, intenerito da un coniglietto scappare lo lasciò. Se tu farai del bene, stai pur certo che più di quanto donerai riceverai. Un'amicizia vera prezzo non avrà, ma in gioia si cambierà. Cacciare se ne va un indiano piccolo e tanto coraggioso che paura non ne ha. La sua terra sta laggiù, lui si chiama Penna Bianca, cerca selvaggina per la gran tribù. Con la sua canoa bianca il torrente attraversar e portare un gran bottino lui potrà. Va con l'arco teso e tiene tante frecce ognor con sé, E colpire gli scoiattoli poi saprà. Qui c'è un coniglietto che sta guardando proprio lui, ed il nostro eroe la mira prende già. ma poi vede gli occhi miti che implorano a lui pietà. L'arco abbassa e intenerito lo lascia andare.